Che male. Tanto male? Tanto. Oh, povero Nasone, cosa vuoi fare? Bisogna avere pazienza, bisogna compartirlo e perdonarlo. È un frugoletto un po' vivace, è un ragazzino esuberante, ma del resto non dobbiamo dimenticare che è figlio di Cesare. E quindi il comando, la guerra, questo ragazzo ce l'ha nel sangue, ce l'ha nel sangue. E tu, mio nobile Marcantonio, lo giustifichi pure quel figlio di... Ah? Romanaccio sboccato. Figlio di Cesare, devi dire. Sarà. Certo che a sentirti parlare e vederti combinato in quel modo c'è da pensare che abbiano ragione i tuoi calunniatori di Roma. Ah, sì? Mi calunniano? E cosa dicono? Cosa dicono? Sentiamo. Dicono che il terzo sostegno del mondo sia diventato lo zimbello di una zingara. Questi romanisti bisogna che la piantano. Credimi, Antonio, non è stato facile per me perorare la tua causa in Senato contro tutti. Avevi tutti contro, Ottavio per primo. Ed è per questo che io non mi sono deciso ancora a ritornare a Roma. Non vorrei che in Senato mi accogliessero come accolsi il povero Cesare. Ti ricordi quel popò di sventole? Stai tranquillo, sarai accolto trionfalmente. E poi quale garanzia migliore di quella che ti offre Ottavio dandoti in sposa sua sorella? E questa è la fregatura. Penso che non vorrai rinunciare al tuo trionfo a Roma. No, il trionfo mi sta bene, il trionfo mi sta bene. Io vado, trionfo e torno. Che ci metto? Faccio una volata e tornerò più potente di prima. E credo che anche Cleo sia d'accordo in questo. Cleo? E chi è Cleo? Come chi è Cleo? Cleopatra. Tu la chiami Cleo? Beh, un vezzeggiativo. Cosa vuoi? Un diminutivo, siamo in una corte raffinata. Non siamo mica la Suburra, te. Me ne sono accorto. Insomma, Antonio, Cleo, volente o nolente, tu a Roma devi assolutamente venire e sposare Ottavia. Altrimenti cosa dovrei fare? Tornare tutto solo e dire che te ne freghi del Senato, di Ottavio e di sua sorella? Nobili patrizi, ho un'idea. A Cleopatra le diremo soltanto l'affare del trionfo, eh? Ma non è possibile! Il matrimonio con Ottavia ha un alto valore politico. Tutto il mondo deve saperlo. Un momento, ascolta, Antonio, vieni qua. Io sono con te per il trionfo, per il matrimonio no. Anche perché penso che Antonio non baratti la bellezza di Cleopatra per un'Ottavia qualunque. E poi penso che non ti piace. È vero, Antonio, che non ti piace Ottavia? Tutt'altro. Ottavia a me piace. Anzi, ti dirò che io ci ho fatto il cascamorto per un anno. Cosa hai fatto per un anno? Il cascamorto. Ah, hai fatto il cascamorto per un anno. Ottavia è giovane, fresca. Norbarbo, io a Ottavia me la pappo. Non ho capito cosa dici. A Ottavia io me la pappo. Cosa fai? Ma che sei diventato sorda? A Ottavia io me la pappo. Ah, sei la pappa! Ma chi glielo va a dire? Ah, io no! Come? Io no, anche perché non c'è bisogno, già lo sa. Il palazzo è pieno di orecchi. E avete tanta paura di una donna? Parlo io alla regina. Sono o non sono l'ambasciatore di Roma? Bravo Nasone, è giusto. Ambasciatore non porta bene. Ti accompagno. Andiamo.